Cari amici vicini e lontani, benvenuti su Telenutria. Prima di dare la linea al TG, volevo informarvi che da oggi potete trovare nelle migliori edicole il nostro nuovo libro, pubblicato dalla nostra redazione. Aggiungi un posto a tavola che c'è una nutria in più. Un fantastico ricettario che vi svelerà le migliori ricette per cucinare le nostre belle nutrie, come ad esempio il pasticcio di nutria, il risotto al profumo di nutria, poi l'arrosto di nutria con sfilacci di coda e infine lo squisito dessert meringata di nutria. Una bontà indescrivibile. E poi, oltre alle ricette tradizionali, potete trovare anche quelle per la conservazione degli alimenti, come la marmellata di nutria o la Nutrella, una buonissima crema spalmabile di nocciole e nutria. Ma adesso diamo spazio al TG per le notizie flash di oggi. Buona visione! Torri del Benaco. Questi due giardinieri dovevano sistemare il parco di un importante hotel, ma erano in ritardo e dalla Pressia hanno attraversato il passaggio con il rosso, desfando completamente la coppa dell'olio. Dopo aver grippato il motore, hanno asfaltato il giardino di bestemmie. Caldonasso. Voleva tuffarsi nel lago usando una lunga liana come faceva Tarzan nella foresta, ma qualcosa è andato storto e ora ha la faccia come Cheetah. Rovolon. Questa giovane atleta si stava allenando a judo con l'aiuto del maestro, ma ha preso male la mira. Il maestro si è ripreso dopo 4 giorni e ha deciso di aprire una scuola di taglio e cucito. Cassola. Chi trova un amico trova un tesoro, ma chi fa la curva troppo velocemente perde l'amico. Bosco Chiesa Nuova. Questo simpatico ubriacone stava ballando vicino al barbecue quando ha tirato una scoreggia davanti al fuoco, innescando un improvviso ritorno di fiamma. Lo sventurato è stato soccorso da un amico che ha spento l'incendio con la grappa e l'uomo è rimasto letteralmente in braghe di tela. L'amico che riprendeva la scena si è cagato addosso da ridere. Arsiero. Doveva attraversare il fossato, ma era agile come una betoniera. L'uomo è stato soccorso da un amico che da piccolo è stato cresciuto con bistecche di volpe. San Biagio di Callalta. Stava facendo il figo con il suo pallone, compiendo evoluzioni davvero belle, ma alla fine si è dato una sballonata fotonica. Ora ha il marchio Adidas tatuato sul muso. Lancenigo. Prima di uscire, la moglie gli aveva chiesto di passare l'aspirapolvere, ma era decisamente poco pratico e pensava fosse di marca Husqvarna. Dopo aver fatto le vesciche alla mano a furia di tirare, ha buttato l'aspirapolvere dal 4º piano e ha centrato in pieno una casella dei carabinieri. Questa bella ragazza di Tribano stava coccolando il suo bel cucciolo di tigre, comprato illegalmente al mercato del paese, ma non aveva considerato che il piccolo animale aveva bevuto una bacinella di latte, urinando in faccia alla giovane donna. Tori di Quartesolo. Stavano sollevando una costosa vettura da corsa da esporre in una vetrina di una concessionaria. Purtroppo i due addetti avevano festeggiato l'aumento di stipendio appena ricevuto con 2 bottiglie di raboso e si sono dimenticati di mettere i fermi all'autovettura. Arrivati ad un'altezza di 8 metri, la macchina ha iniziato a muoversi ed è caduta rovinosamente a terra. I 2 operai hanno subito danni permanenti ai timpani a causa delle bestemmie ricevute dal titolare. Tavernelle. Durante l'esame di karate, questo atleta era un po' emozionato e ha sbagliato mira, dando un calcio in faccia al giudice. 7 denti dispersi. Durante le prove per la festa di fine dell'anno, le classi di questo istituto di Lonigo stavano provando l'ultima canzone. L'ultima in tutti i sensi.